Ma è sempre più difficile riuscire a commentare la manovra di bilancio di questa regione. Ogni anno assistiamo sia a interventi che sono stanziamenti di interventi che sono volti alla tutela e alla migliorare l'ambiente, però assistiamo anche ad ingenti stanziamenti su altre finalità che vanno invece nella direzione opposta rispetto a quello che è appunto la tutela dell'ambiente, piuttosto che o comunque interventi che influenzano in qualche modo l'ambiente stesso. Ci sono, come abbiamo già detto, anche come ha detto la mia collega Bianchi, ci sono delle scelte che condividiamo, come ad esempio la rimozione dell'amianto sugli edifici pubblici, sì, privati e delle imprese, oppure gli allacciamenti alle fognature previsti per i privati, che ovviamente dobbiamo fare anche per superare quelle che sono le infrazioni comunitarie che potrebbero arrivarci, però ovviamente dei problemi che sappiamo insomma essere presenti nella nostra regione da tanto tempo rimangono comunque ancora lì, e mi riferisco ad esempio all'inquinamento atmosferico, insomma, che anche in queste giornate vediamo aumentare di continuo, ma non abbiamo visto delle azioni concrete per riuscire in qualche maniera a diminuirlo. Ci riferiamo ad esempio al problema che avevamo sollevato sulle grotte. Abbiamo visto subito dopo l'attivarsi da parte della Giunta per il tavolo tecnico eccetera eccetera, ma le grotte sono ancora lì a distanza di un anno, piene di idrocarburi e di rifiuti, ma insomma, come ci è stato detto, non sono in pericolo. Oppure la centrale termoelettrica, altra cosa sulla quale siamo intervenuti più volte, che abbiamo visto le convocazioni ai tavoli tecnici, riunioni con i vertici, studi epidemiologici e quant'altro, però l'AIA è stata prorogata fino al 2026 e un silenzio assordante è caduto, è calato su questa realtà industriale. E così come la Ferriera, ogni giorno ci sono foto, video di cittadini che postano sui loro profili a proposito dell'utilizzo dei social network, dei video o delle foto, ma comunque le loro richieste rimangono inascoltate, e ci piacerebbe sapere anche a che punto è l'attuazione dell'accordo di programma, e se ci sono delle difficoltà nell'attuazione, quali sono le azioni che intende mettere in campo la Giunta per far sì che vengano attuate. Oppure, come avrà modo credo anche la mia collega Fratolin di parlarvi, della situazione del Cellina Meduna, oppure ogni qualvolta piove un po' di più in questa regione assistiamo insomma ai tronchi che si fermano sotto i piloni dei treni, dei ponti, e lì rimangono, non riuscendo a far defluire ovviamente l'acqua nel modo adeguato. Questi sono degli esempi che portano insomma a dimostrazione di quanto stia soffrendo anche l'ambiente in questa regione, e abbiamo sì notato degli aumenti rispetto agli stanziamenti dell'altro anno, ma abbiamo anche visto che sono state impegnate, cioè stanziate quasi tutte le risorse che serviranno a coprire il contributo della benzina per il prossimo anno, e quindi l'aumento è maggiormente incentrato deriva da questo stanziamento maggiore. A 22 milioni vanno ad ARPA per il funzionamento e le funzioni ad esse delegate, e quindi appunto lo stanziamento maggiore non è legato a scelte particolari o a interventi particolari, ma sono principalmente queste due poste che sono sempre pesanti sul bilancio. Oltretutto dobbiamo un po' anche rassegnarci e constatare che anche questo provvedimento normativo
non contiene appunto precise politiche per andare verso una regione che sia un po' più rispettosa dell'ambiente e del suo paesaggio, e prova ne è anche il recente parere favorevole da parte della Giunta regionale alla ultimazione dell'elettrodotto Udine di Puglia, in spregio al parere del Ministero dei Beni Culturali e anche alla Costituzione. Tutelare significa sì far sì che l'attuale patrimonio ambientale non venga in futuro alterato, garantendo la conservazione di esso in condizioni più possibile vicine a quelle originali. Non significa quindi cementificare il territorio, rendere il terreno impermeabile o costruire opere su opere, come vediamo, come è contenuto anche all'interno del documento del DEF. Ci sono previste altre 122 opere, se non mi ricordo male, tra strade, rotonde e quant'altro, e questo sicuramente aiuta a risolvere un problema locale che sicuramente in qualche maniera bisogna risolvere, ma non c'è un'idea di insieme di come si voglia vedere questa regione anche dal punto infrastrutturale ed energetico. È difficile anche riuscire a proporre degli emendamenti, perché abbiamo visto la fine che fanno, o vengono in qualche maniera bocciati, oppure viene sì recepito l'ordine del giorno, ma poi rimane un po' lettera morta, perché non viene mai poi data attuazione a quello che è contenuto all'interno dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo detto anche prima, insomma, c'è un ingente stanziamento superiore rispetto all'altro anno, e si evince anche qui la direzione in cui la Giunta continua ad andare, quindi, come ho detto poco fa, strade, impermeabilizzazione del suolo, e sicuramente ogni opera porta anche alla riduzione dei terreni destinati all'agricoltura. Sinceramente noi non capiamo come sia l'assessore all'agricoltura, sia l'assessore all'ambiente che quello alla salute possano essere felici di queste modalità, perché ovviamente maggiori opere significa avere maggiore flusso di traffico, maggiore danno alla salute, maggiore inquinamento e meno terreno ovviamente destinato all'agricoltura. Non vogliamo nemmeno parlare della mobilità sostenibile, perché ogni volta che si cerca di proporre questo tema comunque viene sempre detto sì, faremo la prossima manovra, abbiamo preso in considerazione zone 30, abbiamo fatto noi un emendamento perché non è previsto da nessuna parte. Ovviamente c'è e rimane ancora adesso, dopo 3 anni, il problema legato al governo del territorio. Non abbiamo al momento alcuna programmazione adeguata su questo tema. Abbiamo ancora come riferimento il PURG del 1978, e quindi ci sono altre cose, insomma, con la quale interverrò magari poi all'interno degli articoli. Per quanto ci riguarda, crediamo che questo non sia il modo giusto né di tutelare l'ambiente né di pianificare una regione, e per quanto ci riguarda abbiamo un'idea ben diversa per garantire sia un futuro sostenibile che un futuro ai cittadini di questa regione.